È la riapertura di un fascicolo giudiziario sulle cause della tragedia del Vajont la grande novità del 50° anniversario del disastro. Le parole della figlia del notaio Chiarelli hanno costretto la magistratura bellunese ad avviare nuovi accertamenti per capire, se mai sarà possibile, se realmente la frana del Toc nel bacino del Vajont fu programmata e in che termini. In questi giorni i commenti sono stati tutti all'insegna della prudenza. Sarei molto cauto. Se lei voleva dire che il papà con quelle parole significava che volevano pilotare la frana, cioè calando l'acqua, tolgo peso alle pareti e magari la frana s'adagiava, pensavano o speravano la frana s'adagiasse lentamente, ma dire che la pilotavano loro alle 9 mentre la gente cenava mi sembra pura follia. Ma c'è stato anche chi, parlando dal palco del Centro Culturale di Longarone, non ha esitato a rimarcare come quel maledetto 9 ottobre era certo che qualcosa di grave stesse per accadere. Ma c'è anche chi racconta che quella sera, risalendo la valle sul Longarone, c'erano forze di polizia, non le vostre, c'erano forze di polizia che comunque deviavano il traffico prima della tragedia. Zaia, con le dovute cautele, ha parlato durante la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, perché furono proprio i poliziotti a intervenire per primi nei luoghi della tragedia. I primi ad arrivare perché logisticamente già in prima fila per ordini superiori. Perché?